Il loro nome è una garanzia in fatto di dolci e gelati e un vanto per il piccolo paese dell'Agrigentino dove hanno la sede. Il nome è quello dei fratelli Taibbi e il paese è Castrofilippo, che grazie proprio all'azienda Taibbi si pone all'avanguardia anche nel settore dei formaggi. È stato il papà Salvatore che ha trasmesso ai figli la passione per il lavoro e i figli hanno saputo affermarsi con il passare degli anni, raggiungendo in pratica tutto il mondo con i loro prodotti davvero unici. Angelo, Silvio, Lillo, Toni, Maurizio, Carmelo e Aldo Taibbi continuano a produrre delle delizie apprezzate sia in Italia che all'estero. Delle nuove generazioni fa parte Calogero Taibbi che, malgrado la giovanissima età, è tra i 12 finalisti che da domani a lunedì 21 gennaio a Sigep Gelato d'Oro si sfideranno per scegliere i rappresentanti dell'Italia alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020. Possiamo dire che l'Italia con Calogero Taibbi potrebbe aver trovato l'elemento capace di conquistare il titolo. Al giovane pasticcere che tiene alto il nome di Castrofilippo ma anche dell'intera provincia di Agrigento, l'augurio di alzare la nona Coppa del Mondo della gelateria.